18enne di Feltre in terapia intensiva per meningite da meningococco. La studentessa era stata in discoteca e in gita prima di stare male, è scattata la profilassi per 150 persone. Due borse sospette vicino al campanile di San Marco, scatta l'allerta area transennata, era un falso allarme. Intanto le prefetture del Veneto allertate per la delicata situazione internazionale. Sarà massima sorveglianza anche il 28 aprile per l'arrivo del Papa a Venezia. Ha presentato il programma dalla visita alle carcerate alla Giudecca all'incontro con i giovani alla salute e poi a San Marco per la messa. Inchiesta su rogo di Chioggia nel quale hanno perso la vita Gianni, Luisella e Davide, forse un problema all'impianto elettrico. Il figlio sopravvissuto vorrebbe i funerali al mercato ortofrutticolo, luogo simbolo per la famiglia. Ultraleggero caduto nel giardino a Trevignano, si indaga per duplice omicidio, colposo di disastro aereo colposo, non ci sarà l'autopsia sui corpi delle vittime, sempre più forte l'ipotesi del guasto tecnico. Azienda trevigiana evade il fisco e nasconde i guadagni alle Bahamas, l'operazione della Guardia di Finanza scatta il maxi risarcimento da oltre €1 milione per i due soci. A quasi 90 anni era ricercata per furto di carburante in Slovenia, l'anziana rintracciata a Padova ha spiegato di non essersi accorta del mancato pagamento. Evade dai domiciliari per andare a visitare la partita del figlio, è accaduto a Vicenza, gli agenti della questura riportano l'uomo dagli spalti della tribuna all'abitazione. Varato dalla Regione il calendario scolastico Veneto del 2024-2025, primo giorno di scuola l'11 settembre, ultima lezione il 7 giugno, più ponti festivi rispetto a quest'anno. Buonasera, edizione regionale dei nostri notiziari, dunque questi i titoli di oggi, ma in primo piano il sondaggio che vogliamo proporvi noi questa sera. Non si placano infatti le polemiche attorno all'istituto comprensivo di Pioltello nel Milanese, che ha deciso di sospendere le elezioni per la fine del Ramadan il 10 aprile prossimo. Mentre la politica si divide, parrocchie e diocesi stanno con la dirigenza scolastica, è il primo caso in Italia. Dunque lo vedete, noi vi chiediamo scuola chiusa per Ramadan, è giusto? Se volete rispondere sì, in verde lo 0422 1626 691, se invece volete rispondere no, 0422 1626 690, l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata oggi, Ring. Ed ora la cronaca, giovane studentessa di Feltre in rianimazione per meningite da meningococco, era stata in discoteca e in gita prima di stare male, è scattata la profilassi per 150 persone. È in ospedale una 18enne di Feltre, la ragazza è affetta da meningite meningococcica, motivo per il quale sono state immediatamente attivate le misure preventive utili a prevenire la diffusione del contagio. Inizialmente era stata portata in pronto soccorso a Feltre, ma non appena le prime indagini di laboratorio hanno diagnosticato la malattia, il quadro clinico ha suggerito il trasferimento. Il quadro sembrava non particolarmente impegnativo, però per precauzione l'infettivologo che l'ha avuta in gestione nelle prime ore della giornata l'ha spostata in rianimazione proprio per essere in condizione di accudirla col massimo livello tecnologico se necessario. Le linee guida raccomandano la somministrazione di una dose di antibiotico a scopo preventivo ai contatti stretti del caso nei 7 giorni precedenti l'inizio della sintomatologia. La paziente sabato 16 marzo era a lezione presso l'Istituto Comprensivo Primiero, dove frequenta l'indirizzo turistico. Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 ha frequentato una discoteca a Tronadico di Primiero, raggiungendo la struttura in autobus. Lunedì 18 marzo è partita con i compagni di scuola per una gita scolastica in Germania, conclusasi sabato 23 marzo. È importante definire la condizione di contatto stretto, anche se stiamo sempre parlando di persone che ricevono una compressa di antibiotico, quindi non questioni particolarmente complesse dal punto di vista del trattamento. Del caso ci si occupa per precauzione anche in Trentino e Germania e il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti curerà le attività di profilassi a favore dei contatti residenti in provincia di Belluno mediante l'attivazione di un ambulatorio dedicato alla profilassi antibiotica presso l'ufficio igiene di via Borgoruga 30 a Feltre, che può essere contattato chiamando lo 0439 88 34 14. Potranno accedere a tale ambulatorio, oltre alle persone specificatamente convocate, i ragazzi che hanno condiviso le stesse attività della ragazza. In generale il sistema social è molto attivo, noi chiaramente non facciamo il nome per ragioni di privacy, però abbiamo sempre visto che in questi casi abbastanza rapidamente gli amici individuano la persona e
sanno gestire la condizione di contatto stretto con buona precisione. Ci spostiamo ora a Venezia, paura nel pomeriggio in piazza San Marco per un falso allarme bomba. Polizia locale e carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di una borsa e di un trolley lasciati incustoditi sopra una passerella dell'acqua alta davanti al campanile di San Marco e poco lontano dall'ingresso della basilica. I 2 bagagli erano stati lasciati dai proprietari davanti a Palazzo Ducale, che poi sono tornati dicendo che l'avevano fatto per potersi muovere più leggeri. Sul posto sono giunti gli artificieri per le operazioni del caso. E oggi pomeriggio in Curia Patriarcale a Venezia, in contemporanea alla Sala Stampa Vaticana, è stato reso noto il programma della visita di Papa Francesco a Venezia. Ci racconta tutto Lorenzo Maier. Sempre per certa, la venuta del Papa. Si trattava semplicemente di riuscire a mettere a fuoco i vari momenti, soprattutto calibrare, tenendo conto anche delle difficoltà di spostamento della città di Venezia. Nessun dubbio sulla presenza di Papa Francesco a Venezia domenica 28 aprile. Sgombera subito il campo dai dubbi il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, rassicurando quanti si erano preoccupati per le condizioni del pontefice parso affaticato alla celebrazione delle Palme. E oggi pomeriggio in Curia Patriarcale a Venezia, in contemporanea alla Sala Stampa Vaticana, è stato reso noto il programma nel dettaglio del viaggio. Presenti anche le autorità cittadine, l'assessore Venturini, il comandante generale della Polizia Locale Agostini e il direttore di Vera Doria che stanno collaborando. Un primo momento di incontro con le detenute da parte del Santo Padre. Poi il Santo Padre, dopo questo incontro, dialogo e saluto personale a cui il Santo Padre tiene molto con le ospiti del carcere, ci sarà un passaggio anche al padiglione in cui soprattutto rivolgerà la sua parola agli artisti e vedrà una parte del padiglione della Santa Sede. Quella di Bergoglio a Venezia sarà una mattinata particolarmente intensa. Il secondo momento alle 10, l'incontro con circa 1800 giovani del Patriarcato e una rappresentanza delle diocesi del Triveneto. Da qui Francesco si sposterà verso le 10:30 attraversando con un mezzo elettrico un ponte di barche realizzato per l'occasione per arrivare in piazza San Marco per la Santa Messa delle ore 11. E anche qui il Papa, come poi in San Marco, ha detto che il suo desiderio è quello di poter anche passare attraverso i settori dei ragazzi e delle persone che incontrerà. Poi il momento culminante è quello certamente della celebrazione eucaristica in piazza San Marco. Sarà presieduta dal Santo Padre, concelebrata dai vescovi del Triveneto. Al termine della celebrazione, cui potranno partecipare circa 9.000 fedeli, i cui pass saranno distribuiti gratuitamente attraverso le parrocchie, ci sarà la recita di Regina Coeli e quindi il Papa entrerà in Basilica di San Marco per un omaggio all'Evangelista Marco, patrono delle genti venete, prima di ripartire per Roma dall'eliporto del Collegio Navale Morosini di Sant'Elena verso le ore 13. Attentato a Mosca, si alza l'allerta nelle città italiane. Domani a Vicenza il vertice Comitato Ordine e Sicurezza per valutare le modalità in cui saranno rafforzati i controlli nei luoghi sensibili delle città, dalle basi americane ai luoghi di culto, anche in concomitanza con gli eventi di Pasqua. L'allerta terrorismo è schizzato verso l'alto anche in Italia dopo il feroce attentato in Russia. L'ISIS, che ha rivendicato la strage di 140 civili e il ferimento di altrettante persone, potrebbe colpire anche il nostro paese fin dalle prossime festività pasquali, in vista del vertice del G7 previsto a metà giugno. Questa mattina a Roma un vertice del Viminale, presieduto dal ministro dell'Interno Piantedosi, ha fatto il punto della situazione per adeguare il livello dei controlli preventivi. Un'operazione di coordinamento che ha coinvolto anche i territori, tra cui anche la provincia di Vicenza. Siamo stati destinatari proprio sabato mattina di una direttiva del Ministro dell'Interno dove vengono allertate tutte le prefetture proprio per sensibilizzare soprattutto i servizi informativi che sono quelli che vengono sviluppati dalle forze di polizia territoriali e dalle loro specialità. Fondamentale capire quali movimenti sospetti si articolano sul territorio. Previsto un maggiore controllo dei luoghi di culto e
preghiera e nei luoghi di particolare assembramento dei trasporti come stazioni e aeroporti. Il timore è l'attivazione dei cosiddetti lupi solitari e il reclutamento di nuovi terroristi via web. Vicenza però è contraddistinta da alcune peculiarità. Domani abbiamo un comitato ordine e sicurezza pubblica, monitoriamo tutti gli obiettivi sensibili sul territorio, sappiamo che ne abbiamo diversi, non tanto sul fronte religioso ma sul fronte militare, quindi con gli obiettivi statunitensi. Quindi oltre a questi monitoreremo anche con i servizi informativi eventuali ulteriori obiettivi da aggiungere a quelli già in essere. Questo è quello che faremo in sede di comitato, l'allerta è massima. Certo, come ha detto il Ministro, non ci sono motivi di allarmismo, però è bene adottare misure di prevenzione. Ed ora torniamo a parlare della famiglia distrutta nel Rogo, a Sottomarina di Chioggia. È un paese sotto shock per la morte di Gianni, Luisella e Davide. È rimasto solo il figlio Fabio, che si è chiuso nel dolore ed ha espresso il desiderio che i funerali possano celebrarsi al mercato ortofrutticolo, luogo simbolo per la famiglia. Venerdì sera è stata la stessa cosa, ci vediamo lunedì, però il lunedì oggi è stata veramente dura tornare in mercato con tutti gli altri operatori. A parlare è un amico e collega del 64enne Gianni Boscolo Scarmanati, che sabato notte ha perso la vita insieme al figlio 27enne Davide e alla moglie Luisella di 59, tra le fiamme divampate nella loro abitazione di via Roma, Sottomarina. Il paese è sotto shock. Della famiglia è rimasto solo Fabio, il figlio trentenne, direttore del camping Smeraldo a Isola Verde, che ora è chiuso nel suo dolore, come ci racconta il direttore del mercato ortofrutticolo, quasi una seconda casa per Gianni, e che quella notte ha tentato di salvarli. Abita 2 case di là, è venuto alla fine della pizzeria, del lavoro in pizzeria a Isola Verde, ed è venuto qua vedendo che c'era questa cosa e non pensando minimamente. Infatti cercava i genitori e il fratello tra la gente che stava assistendo al fatto. Lui credeva che fossero fuori, che loro fossero già usciti, non pensava minimamente. Ha detto, ma sanno cosa fare in caso di incendio, ecco, la banalità anche di un approccio. Si mettono dentro la vasca da bagno. Poi ha detto, ma la vasca da bagno l'abbiamo tolta. Difficile trattenere le lacrime per chi li conosceva, una famiglia definita per bene e di buon cuore. La notizia mi ha data proprio Fabio, ieri mattina alle 7:05 mi ha chiamato dicendo Giorgio aiuto, non riuscivo a capire cosa fosse questo aiuto, e singhiozzato mi ha detto questa notizia tremenda, insomma, voglio dire, ha avuto il coraggio di chiamare. È difficile commentare, perché poi in questi casi qua si dice sempre una bella famiglia, ma lui era veramente una bella famiglia. Al vaglio le cause che possono aver scatenato l'incendio. Ci sarà un ulteriore sopralluogo dei tecnici per capire, anche perché la casa era stata ristrutturata da poco. Potrebbe essersi trattato di un'anomalia all'impianto elettrico, ma al momento sono solo supposizioni. Ancora da stabilire la data dei funerali, che si svolgeranno probabilmente dopo le festività pasquali e che il figlio Fabio vorrebbe potessero essere nel mercato ortofrutticolo, ma la decisione finale spetterà al vescovo di Anin. Per quel giorno il sindaco Armelao ha proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta. Ed ora nel Trevigiano, con la tragedia dell'ultraleggero precipitato sabato a Trevignano, costato la vita ai coniugi De Gennaro. La procura indaga per omicidio colposo e disastro aereo colposo. Ultraleggero precipitato a Trevignano. La procura di Treviso indaga per omicidio colposo e disastro aereo colposo. Al momento il procedimento è a carico di ignoti. Gli inquirenti stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per cercare di capire cosa abbia provocato la tragedia. L'ipotesi ritenuta più attendibile in questo momento è quella del guasto tecnico, escluso il malore. Sul corpo di Lanfranco De Gennaro, 71 anni, e della moglie Lucia Bucceri, 70, non verrà eseguita l'autopsia. Le salme sono già a disposizione
persone della famiglia per organizzare l'ultimo saluto. L'Autorità Nazionale per la Sicurezza del Volo sta eseguendo l'indagine tecnica analizzando i resti del velivolo posti sotto sequestro. L'ultraleggero era stato noleggiato sabato dai coniugi De Gennaro per andare a Campoformido a ritirare il velivolo di loro proprietà in riparazione. Gli esiti della perizia nazionale saranno poi messi a disposizione della Procura di Treviso. Intanto a Trevignano, in Vicolo Alpini, dopo il via vai di curiosi della domenica per vedere la carcassa dell'aereo, i residenti, finora abituati al passaggio degli aerei in volo dalla vicina aviosuperficie, ora guardano il cielo con occhi diversi. Prima li guardavo in aria con ammirazione, adesso con un po' di sospetto, diciamo. Qualcuno si starebbe già mobilitando per chiedere al sindaco di verificare l'eventuale pericolosità della collocazione del campo di volo e delle abitazioni. Quel che è certo in questa tragedia è che Lanfranco De Gennaro era un pilota molto esperto e forse, ipotizza qualche residente, è stata proprio la sua abilità e prontezza ad evitare che la picchiata avesse conseguenze ancora più tragiche. Peggio, se non diciamo per i residenti, che poteva essere. Mi dà a pensare che sia stato magari l'abilità del pilota a far sì che non succedesse altro, e magari ci ha rimesso con la vita propria. Angelica Utter in libertà vigilata da oggi dopo 8 mesi di detenzione per il tragico incidente stradale che ha causato la morte della famiglia Antonello di Favaro Veneto a Santo Stefano di Cadore. Abbiamo appreso che Angelica Utter verrà liberata perché sono scaduti i termini di detenzione preventiva, che erano 6 mesi. Attraverso un incidente probatorio è stato possibile prorogare questi termini di altri 2 mesi, da come abbiamo capito dai giornali, e praticamente sono scaduti i termini, quindi può essere liberata. Angelica Utter ha ottenuto la libertà vigilata dopo 8 mesi di detenzione. La tedesca, accusata del triplice omicidio stradale di Marco e Mattia Antoniello e Maria Grazia Zuin, i 3 familiari di Favaro Veneto in vacanza a Santo Stefano di Cadore, si trovava in cella dallo scorso 6 luglio. Accusata di omicidio stradale plurimo aggravato, la 33enne soffre di un vizio parziale di mente, secondo le perizie mediche, che ha compromesso la sua capacità di intendere e volere al momento dell'incidente. Nell'ultima udienza, durante la quale è apparsa tranquilla accanto al suo avvocato, è stata concordata la libertà vigilata con l'obbligo di ricevere cure psichiatriche per ridurre il rischio di recidiva. A Favaro Veneto la notizia si è subito sparsa, creando qualche perplessità e qualche malumore. È ovvio che il fatto che venga scarcerata desta anche delle preoccupazioni, perché anche leggendo i giornali si era letto che effettivamente la signora Utter era un soggetto socialmente pericoloso e che c'era anche il pericolo che potesse reiterare questi reati, e quindi c'è un po' di preoccupazione. Dopodiché, se queste sono le leggi che ci sono in Italia, non si può che applicarle evidentemente. I familiari delle persone scomparse sono ancora molto provate e preferiscono non commentare. I familiari li ho sentiti e mi hanno detto riguardo alla scarcerazione che ovviamente avrebbero preferito che potesse continuare a rimanere in carcere, però se ci sono dei termini di legge anche loro si adeguano a quelle che sono le leggi, pur sempre con questo dolore immenso che continuano ad avere, però almeno un capitolo di questa vicenda si chiude con la vicenda giudiziaria, quindi loro sperano che venga fatta giustizia presto e che comunque almeno dal punto di vista giudiziario la questione venga risolta quanto prima. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con la cronaca. La Guardia di Finanza di Treviso ha ottenuto il rimborso integrale pari a oltre 1 milione di euro di imposte evase da 2 soci di una società trevigiana che avevano occultato parte dei proventi illeciti alle isole Bahamas. Abbiamo ottenuto il rimborso integrale per un totale di 1,2 milioni di euro, comprensivo di interessi e sanzioni, delle imposte evase da una società
trevigiana. Si tratta di una società trevigiana di consulenza informatica che tra il 2015 e il 2018 ha contabilizzato fatture per operazioni inesistenti per 1,5 milioni di euro. Le Fiamme Gialle avevano rintracciato alle isole Bahamas parte dei proventi dell'evasione fiscale, indagine che aveva portato alla luce come l'impresa trevigiana avesse contabilizzato fatture emesse da una società maltese regolate su un conto corrente in Repubblica Ceca. Da qui i nostri sospetti, che ci hanno poi portato a scoprire come i bonifici dalla Repubblica Ceca erano stati dirottati dapprima negli Emirati Arabi presso una fiduciaria con sede a Dubai e successivamente erano finiti in 2 conti correnti cifrati con sede nelle Bahamas, intestati proprio ai 2 soci dell'impresa. Segnalati alla Procura della Repubblica, i 2 soci erano stati sequestrati oltre 280.000 euro, quota pari al provento del riciclaggio. Al momento, nonostante la restituzione della somma di denaro evasa, i 2 restano indagati. Restano sottoposti a indagini per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di autoriciclaggio. Ad 89 anni era ricercata per furto di carburante dalla polizia slovena. L'anziana, rintracciata dalla polizia di Padova, ha spiegato di non essersi accorta del mancato pagamento e promette di tornare in Slovenia per saldare il dovuto. Ricercata dall'Interpol della Slovenia come i peggiori criminali per un furto di carburante commesso in una stazione di servizio nelle vicinanze di Sezana lo scorso settembre. Protagonista un 89enne padovana, l'anziana è proprietaria dell'auto che era stata immortalata dalle telecamere del distributore sloveno mentre si allontana dopo aver fatto rifornimento, un pieno di poco più di 60 euro che non sono mai stati pagati. Il proprietario della stazione di servizio ha così denunciato tutto alla polizia slovena, che grazie alla targa ha individuato la pensionata 89enne padovana e ha allertato la squadra mobile uganea. L'Arzilla signora ha confermato candidamente ai poliziotti padovani di essere la proprietaria dell'auto e di essere l'unica ad utilizzarla assieme al marito per raggiungere la località estera e trascorrervi brevi soggiorni. Sul mancato pagamento del rifornimento non è escluso di essersene potuta dimenticare, dichiarando agli agenti di essere in ogni caso disponibile a saldare il dovuto, se necessario anche raggiungendo nuovamente in auto la Slovenia e consegnando personalmente la somma di denaro. Evade dai domiciliari per andare a vedere la partita del figlio. Gli agenti della questura di Vicenza lo riportano nell'abitazione. Ha violato gli arresti domiciliari ammettendo di averlo fatto per assistere alla partita di calcio del figlio. Protagonista della vicenda avvenuta a Vicenza, un uomo sottoposto alla misura restrittiva per reati quali il possesso di materiale pedopornografico. Nel campo sportivo di un quartiere cittadino è stato notato sugli spalti da un equipaggio delle volanti della questura impegnato in un controllo. Fatta una rapida verifica nelle banche dati per accertare che la misura degli arresti domiciliari fosse ancora in atto, gli agenti lo hanno intercettato chiedendogli per quale motivo fosse uscito di casa senza autorizzazione. A quel punto ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando di voler vedere il figlio impegnato nel match. L'uomo è stato ricondotto presso l'abitazione dove doveva restare recluso, mentre nel frattempo è stata informata l'autorità giudiziaria che ha poi ripristinato i domiciliari nei suoi confronti. Suonerà mercoledì 11 settembre la campanella per l'inizio del nuovo anno scolastico 2024-2025 per gli studenti delle scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione del Veneto. Lo ha stabilito la Giunta regionale il nuovo calendario scolastico che definisce le giornate di lezione e quelle di sospensione delle attività didattiche. La fine delle attività didattiche è fissata per sabato 7 giugno 2025 per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, sabato 28 giugno 2025 per le scuole dell'infanzia. Le vacanze di Natale sono previste dal lunedì 23 dicembre a sabato 4 gennaio, le vacanze pasquali da giovedì 17 aprile a sabato 19 aprile, sabato 26 aprile non si andrà a scuola, Ponte della Liberazione, così anche venerdì 2 e sabato 3 maggio, Ponte della Festa dei Lavoratori. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci.
Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Torna il maltempo, settimana di Pasqua tra fasi piovose e sbalzi termici. Vediamo il dettaglio di martedì 26 marzo. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con precipitazioni modeste al mattino, poi nel corso del pomeriggio intensificazione dei fenomeni con frequenti rovesci e temporali. Neve sui 1200-1500 metri sulle Dolomiti, sui 1500-1800 metri sulle Prealpi. Temperature in calo anche sensibile, minime tra 4 e 9 gradi, massime tra 9 e 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso al mattino avremo molte nubi, poi qualche schiarita sulle Alpi. A seguire cielo via via più coperto con piogge dappertutto, anche intense dalla sera. Neve dai 1200-1400 metri. Temperature minime sui 4-8 gradi, massime intorno ai 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove la nuvolosità sarà in intensificazione con rovesci diffusi da deboli a moderati al pomeriggio sera. Temperature minime sui 3-5 gradi, massime intorno ai 12-13 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.